alla finestra di Federico Zandomeneghi, 1908-1910, olio su tela, collezione privata. Anche in questo caso il tema della donna immersa nella lettura richiama un famoso dipinto di Renoir, La lettrice. È una delle opere più intense e significative tra quelle composte nel primo decennio del Novecento, quando l'artista, per soddisfare le crescenti richieste dei collezionisti, ritorna ai temi meglio riusciti dei primi anni parigini, rielaborati con una maggior sicurezza stilistica e una più matura sensibilità. Il parapetto e il ramo sulla destra costituiscono un'ulteriore cornice entro cui possiamo ammirare l'atteggiamento pensoso e assorto della fanciulla. Le pennellate dense e vigorose, arricchite da lievi tocchi di luce che accarezzano dolcemente le superfici, infondono una sensazione di quiete e di pace. Lo sfondo è appena accennato, quasi sfocato, così da collocare la scena in un'ambientazione da sogno, fuori dal tempo e dallo spazio. Per l'ascolto e la visione di questo video vi ringrazio e vi invito anche a visitare il nostro sito www.ilcappellodiirma.it. Grazie ancora e arrivederci al prossimo video.